Buon pomeriggio, mi chiamo Francesco Losciuto e sono un membro dell'Associazione per la Costituzione. Sostituisco il presidente professor Paolo Mocchi, assente per un grave lutto. Do il benvenuto a tutti coloro che si sono collegati in audio e video al sito Festival Costituzione e ai nostri canali YouTube e Facebook. Un saluto particolare va ai nostri relatori. Il professor Gaetano Azzariti, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università La Sapienza di Roma, che sarà nostro gradito ospite al Festival Costituzione del prossimo anno. Il professor Roberto Bin, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Ferrara, che è stato nostro gradito ospite al Festival Costituzione del 2017. Il professor Roberto Zaccaria, ordinario di diritto pubblico presso l'Università di Firenze, che è stato nostro gradito ospite al Festival Costituzione del 2015. Si vede l'anzianità. I relatori esporranno le ragioni delle loro scelte per il sì e per il no. Dopo la loro esposizione, tutti coloro che sono collegati potranno fare domande direttamente ai relatori in chat, indicando il nome del relatore dal quale attendono la risposta. Oppure, vediamo chi può rispondere, non è una richiesta rigida. La nostra Associazione per la Costituzione, nata nel 2009, ha come obiettivo principale quello di far conoscere la Carta Costituzionale. In questi 10 anni di attività ha organizzato eventi finalizzati a questo scopo, come il Festival della Costituzione, giunto all'8ª edizione, compresa quella del 2020 che ha risentito della situazione Covid, e Una vita spesa per la legalità, giunta alla 7ª edizione, evento che si realizza ogni anno in autunno. A queste iniziative hanno partecipato oltre 90 personalità. Quello di oggi, nello spirito che ha contraddistinto la nostra associazione, è un incontro formazione-informazione organizzato per conoscere meglio i contenuti della riforma, mettendo a confronto opinioni diverse al fine di dare ai cittadini elementi per un voto consapevole. Il 20 e il 21 settembre tutti i cittadini maggiorenni saranno chiamati a confermare o a non confermare la riforma costituzionale approvata in doppia lettura dal Parlamento. Non essendosi raggiunta la maggioranza dei 2/3 al Senato, 180 favorevoli e 50 contrari, come prevede l'articolo 138 della Costituzione, 5 consigli regionali, 500.000 elettori o un quinto dei membri di una Camera possono chiedere il referendum confermativo. Un quinto dei senatori ha chiesto il referendum confermativo. In 72 anni di storia repubblicana, questa è la 4ª volta che il popolo viene chiamato, il popolo italiano, viene chiamato a confermare una riforma costituzionale. Riforme limitate, senza stravolgere la Costituzione, sono necessarie per adeguarla ai mutamenti sociali. La nostra Carta, tra leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale, è stata riformata 37 volte, a dimostrazione che non è un monolite, ma un corpo vivo oggetto di periodica manutenzione. Ringraziamo i relatori per la loro cortese e grande disponibilità a dare un qualificato contributo al tema oggetto di referendum, la riduzione del numero dei parlamentari. Iniziamo in ordine alfabetico col professor Gaetano Azzariti. Prego, professore, può iniziare. Bene, grazie anzitutto dell'invito. Io partirei da un giudizio, poi lo spiego evidentemente. Io ho avuto modo di definire questo referendum costituzionale una trappola. Una trappola per la seguente ragione, perché in qualche modo ci spinge a scegliere tra la difesa di questo Parlamento agonico, sostanzialmente difficilmente difendibile, in profonda crisi, la difesa di questo Parlamento o altrimenti a chi vuole ridurlo ancora peggio. Una scelta quasi drammatica o ridicola, non so, tra le due cose.
Devo dire che a me lascia molto perplesso il dibattito politico, non quello scientifico. Adesso diremo qualche cosa, spero, di un po' più interessante di quello che normalmente si sente dire. Però a me sembra, mi lascia perplesso questo dibattito essenzialmente politico, perché credo che nessuno in Italia, francamente, possa credere che i problemi gravi del nostro Parlamento, denunciati da anni dai costituzionalisti, ma dai politici stessi, possano essere ridotti ad una questione di numeri, al taglio dei parlamentari. Insomma, ho l'impressione che questa riforma costituzionale, forse perché è figlia di un lungo regresso, anche le altre, ma non ne parleremo in questo momento, hanno avuto difetti non di poco momento, sia espressione di una banalizzazione del diritto costituzionale o, se volete, della Costituzione stessa. Questo è tanto vero che i più consapevoli, almeno i più consapevoli fautori del sì, sostenitori di questo referendum, sostengono che questa riforma limitata in fondo non è che una breccia. Qualcuno ha detto proprio una breccia, forse perché, anzi sicuramente perché andiamo a votare il 20 settembre, anniversario della più famosa breccia d'Italia, la breccia di Porta Pia, e va bene, però vorrei ricordare questo, che le brecce sono aperture sostanzialmente, che incrinano la struttura di opere fondamentali, di opere fortificate, e in questo caso la breccia all'interno della nostra Costituzione. Bisogna stare attenti. Io non dico che una breccia faccia crollare, o questa riforma faccia o rischi di far crollare l'intero sistema costituzionale, e però quando si fanno aperture bisogna sapere, in Costituzione bisogna sapere cosa c'è oltre la breccia, l'apertura, e che cosa ci sia oltre la breccia è assai misterioso. Altri hanno sostenuto, per lo più ancora una volta i fautori del sì, ma non soltanto i fautori del sì, mi sembra, hanno sostenuto che in fondo è un modo per iniziare ad aprire altre riforme, ad avere altre riforme. Beh, io devo dire questo, che non è una questione di ottimismo o pessimismo, però in qualche modo oggi puntare su un riformismo futuro senza nessuna garanzia è rischioso. È rischioso. L'arte della prudenza, forse anche l'arte della prudenza politica in Italia, perché ne abbiamo bisogno, consiglierebbe di andarci cauti. Non ci sono assicurazioni politiche che tengono. Guardate, voglio fare due considerazioni perché ho pochi minuti e quindi non posso fare esemplificazioni più precise magari, però la storia del passato, nel bene e nel male, le riforme costituzionali andate a male, perché alcune sono andate a male, forse altre no, ma alcune sono certamente andate a male, ci insegnano una cosa che io darei per un dato di fatto. Non si può puntare alla riforma per la riforma, perché alcune riforme sono positive e quindi auspicabili, altre riforme possono essere peggiorative e quindi da arrestare. Chi oggi ci dà la garanzia di un riformismo positivo, se non l'ottimismo non della volontà, ma forse un ottimismo eccessivo? Non voglio buttarla in politica e quindi non voglio, forse ne parleremo poi nella discussione, voi sappiamo tutti che sono in discussione alcune riforme compensative costituzionali, la famosa legge elettorale, ma credo che francamente, onestamente, al di là delle illusioni della politica, nessuno oggi possa sapere quale sarà la legge elettorale di domani, quali saranno i cambiamenti del regolamento parlamentare che si imporranno, quali saranno le misure compensative. Poi forse tornerò. A me non, devo dire, anticipo, non mi convincono nemmeno granché, come dire, la possibilità di compensare il sistema costituzionale semplicemente adottando una legge che equipari l'elettorato fino a ieri attivo e passivo. Oggi scopriamo che neppure attivo e passivo, ma soltanto quello attivo per le elezioni di Camera dei deputati, ovvero dei senatori. Non mi sembrano granché compensativi, ma questo eventualmente lo diciamo dopo. Quello che a me sembra francamente discutibile è che oggi si possa pensare che questa sia una breccia necessaria, anche perché al di là dello spirito che ognuno di noi ha, io penso che in questa sede, sono convinto, poi non mi smenteranno, sono convinto che i miei amici e colleghi, i due Roberti che parleranno dopo di me, nessuno di due, men che mai, ha pulsioni, come dire, populiste, o motiverà per il sì e per il no con ragioni, con quella ragione che però va per la maggiore. Tagliamo le persone perché l'antipolitica è
qualche cosa che deve essere punita, oppure bisogna risparmiare il caffè al giorno, il famoso caffè al giorno. E questa è la ragione. Sono convinto che non utilizzeranno, spero, ma sono convinto che non utilizzeranno questo argomento. Però questo è l'argomento che va per la maggiore. Cioè dire di fatto la realtà, diciamo, al di là delle sofisticate considerazioni che ciascuno di noi può fare, è che il clima, lo spirito in cui andrà a votare, non tutti, ma la maggior parte dei fattori, è uno spirito punitivo nei confronti del Parlamento. Questo non è un buon viatico per le prospettive di riforma future. Voglio dire anche questo, è una trappola. Io devo dire che non mi convince personalmente neppure alcune argomentazioni di chi è contrario, dei fondamentalisti del no, non so come chiamarli adesso, tanto ci intendiamo. Vi darò quello che è l'argomento, indicherò quello che è l'argomento forse più ripetuto dei fautori del no, che a me non convince. Non bisogna votare la riduzione del numero dei parlamentari perché si mette a rischio la rappresentanza politica, niente meno che la rappresentanza politica, perché poi forse ne parleremo, perché i territori, e questo certamente è vero, con la riduzione soprattutto al Senato, alcuni territori non verranno rappresentati o avranno maggiori difficoltà di rappresentazione, e un'altra serie di argomenti che immagino successivamente affronteremo. Ma perché a me non convince fino in fondo questa drammatizzazione della crisi della rappresentanza? Forse perché io sono più pessimista di chi fa queste formulazioni, perché la rappresentanza politica è in crisi da 30 anni. Allora non possiamo dire, io non dico, non credo che si possa affermare che in qualche modo questa sarà una riforma che metterà magari fosse solo questo, voglio dire, metterà in crisi la rappresentanza politica. Ma, e qui arrivo forse al punto conclusivo, visto che credo avere altri 2 minuti. Bene, no? Però non la sento, io non la sento. Lei sta parlando? Bon. Può anche andare avanti. Comunque sarò rapidissimo. Qui arriviamo però a un punto importante. Io ho l'impressione, attenzione, che i veri problemi di crisi del diritto costituzionale, che sono molto importanti, sono altre, ma l'accusa di benaltrismo io adesso la rivolgerò a chi ha avuto questa riforma, e mi spiegherò tra un attimo. Sono altre, e per esempio sono alcune, non dico tutte, ma molte sono fuori dalla Costituzione, fuori dalle norme, forse fuori dal diritto in quanto tale. Cioè io ho l'impressione, per esempio, che la crisi del sistema politico, della rappresentanza politica, sia essenzialmente a casa di chi l'ha voluta questa riforma, cioè dei partiti politici che non rappresentano, che hanno una forte crisi di credibilità. Ecco, questo scaricamento della propria crisi, che io sento anche come cittadino drammaticamente, perché la mia Costituzione mi dice che devo utilizzare i partiti politici per poter partecipare e concorrere alla determinazione della politica nazionale. Quindi è un mio problema la crisi dei partiti, però vorrei affrontare questa crisi dei partiti e non un taglio lineare di parlamentari per far diventare più snelle, eccetera, eccetera. Perché, e questa è l'ultima forse cosa che dico, non è una questione di numeri, diceva all'inizio. Qualcuno ancora sostiene, ma come è una riforma che attendiamo da 40 anni, dalla commissione Bozzi. Però io credo che 2 cose vorrei dire su questo punto. Mai, in passato, si è parlato di un taglio lineare. Perché? Perché si aveva almeno la consapevolezza, la buona consapevolezza, la facile consapevolezza che il numero è determinato dalla funzione del Parlamento. Devo pensare a che Parlamento voglio e poi decido i numeri. E questo mi sembra a me di dimostrarlo, poi magari no, di dimostrarlo per tabulas chiaramente, facendo una comparazione. Un altro argomento: sono troppi parlamentari in Italia rispetto all'estero. Vabbè, anche su questo, se avremo tempo, interverremo e dirò la mia. Però mi vorrei chiedere a me stesso, ma forse anche a tutti voi, com'è possibile, come dire, confrontare. Ogni tanto in queste polemiche si fa riferimento al Senato degli Stati Uniti, solo 100 membri, ma io aggravo la situazione. Il Bundesrat tedesco, Senato diciamo tedesco, è composto da 69 rappresentanti delle Länder, delle regioni tedesche, diciamo così. E va bene, perché è chiaro che la rappresentanza dei Länder in qualche modo non necessita grandi numeri, è funzionale.
Però voglio dire che un altro grande Parlamento, e sfido a chiunque di dire che è un Parlamento poco significativo, quello tedesco, ha un numero variabile di membri, e va bene, ma oggi è composto da 709 membri. E la previsione è che aumentino, tant'è vero che hanno problemi, lì sì, veramente di grandi numeri. Allora cosa voglio dire? Che non è una questione di numeri, che in qualche modo vi farò anche degli altri esempi e parlerò di me. Scusate se faccio quest'ultimo accenno biografico. Io, i due Roberti lo sanno, perché tra l'altro eravamo in posizioni diverse, ma io non sono stato un grande fautore, anzi, devo confessare, sono stato un contestatore della riforma del 2016, anche quella del 2005, per dirla tutta, del centrodestra e del centrosinistra, perché le ritenevo brutte riforme, magari sbagliavo, ma le ritenevo riforme che in qualche modo peggiorative rispetto alla situazione attuale, e entrambe riducevano il numero dei parlamentari, ma non ero al contrario a quelle riforme perché riducevano il numero dei parlamentari, francamente, perché la mia posizione, e lo dico perché è la mia posizione, perché io lo credo, ma è la posizione di tanti che ha una lunga tradizione, è una tradizione monocameralista. Cioè io sono per la riduzione del numero dei parlamentari, addirittura vorrei, se fossi volgare, com'è volgare il linguaggio politico di questi tempi, vorrei tagliare le poltrone, tutto un palazzo addirittura, il Senato. Figuratevi un po' quanto voglio tagliare la rappresentanza nazionale, per concentrare la rappresentanza nazionale, ma non entrerò ovviamente nella discussione sul sistema monocamerale, per dare voce, vitalità, vigore, nuovo vigore al sistema parlamentare. Questo dovremmo parlare. Noi invece parliamo da altri. L'accusa di benaltrismo, che molto spesso io mi sono sentito rivolgere quando cercavo di rendere più complicata la situazione, adesso mi permetto di rivolgere ai riformatori, perché in questo senso, perché ci fanno parlare di altro rispetto ai veri problemi profondi di crisi del sistema parlamentare e della rappresentanza politica. Per ora mi fermo qui, anzi ho parlato troppo e quindi me ne scuso. Grazie. Ecco, adesso in ordine alfabetico la parola al professor Bim. Grazie. Io non sono di quelli che dicono questa riforma sarà grave, produrrà effetti catastrofici, inclinerà il rapporto rappresentativo del Parlamento. Non ci credo, nel senso che se dovessi usare due aggettivi per definire questa riforma, direi che è una riforma cretina e anche, devo dire, abbastanza disgustosa. È cretina per gli effetti, cioè per i non effetti. Tutti sappiamo che il sistema parlamentare, il sistema istituzionale italiano funziona male, lo si ripete da 40 anni se non di più. Ma le cause non sono il numero dei deputati e dei senatori. Casomai la causa, prima, è avere due Camere che sono uguali, fanno le stesse funzioni e hanno più o meno la stessa composizione. Attenzione, perché in quel più o meno si nasconde una differenza di composizione partitica delle due Camere che rende tutti i governi molto più incerti al Senato che alla Camera. Per cui è un bicameralismo che si è prodotto negli anni come un bicameralismo paritario e quasi perfetto, ma che è un bicameralismo che è un unicum al mondo. Non c'è un altro Parlamento bicamerale come il nostro. Parlo del mondo ristretto con cui si fa comparazione. Poco ci importa di cosa succede nell'ex impero sovietico, Putin compreso. Non è con quei paesi che si fa comparazione, ma di solito si fa comparazione con democrazie stabili. Nessuna di queste si permette di avere un bicameralismo perfetto. Siamo solo noi. E questo complica le cose. Non è che gli altri paesi non abbiano due Camere, ma la seconda Camera è rappresentativa delle autonomie. E quindi noi abbiamo due record negativi: avere due Camere uguali e non avere un organo che rappresenti le autonomie nel procedimento legislativo. Questa assurdità per cui le leggi si fanno a Roma e poi si applicano in periferia, ma la periferia non è sentita
quando si producono le leggi, il che è uno dei motivi per cui le leggi non vengono applicate. Provvede a riparare a questo difetto la riforma? No, totalmente. Si taglia in modo lineare la composizione delle due Camere, ma non si risolve il problema di un bicameralismo che non ha alcun senso. Se avessero proposto l'abolizione secca del Senato, io avrei votato sì, come ho votato sì al referendum Renzi-Boschi, perché poneva una soluzione, forse non bellissima, a un problema che è un problema reale. Questa riforma non risolve nessun problema reale. Dirò di più, non risolve problemi reali e ne genera altri. Se passa la riforma, come tutti pensiamo che passerà probabilmente, il risultato sarà che il Parlamento dovrà essere impegnato per dei mesi a riformare tutte le regole interne, i regolamenti, perché ovviamente, quantomeno per l'aspetto numerico, andranno tutti riscritti. E ovviamente va riscritta la legge elettorale, tanto per cambiare. Per cui non è un referendum che risolve i problemi istituzionali e costituzionali della nostra forma di governo. Al contrario, è un referendum che genererà altri problemi, nuovi problemi, di cui forse non avevamo bisogno in questo momento. Per di più una riforma disgustosa. Mi provoca proprio disgusto, lo dico senza veli. Perché? Perché è ispirata alla filosofia, lo diceva prima Gaetano Azzaniti, che è quella della lotta alla casta, alla politica e così via. L'antipolitica è una malattia di questo paese, che è sorta anni fa, quando un noto imprenditore è sceso in politica dalla verginità del mondo industriale per salvare il paese, e da allora tutta la stampa unita bombarda la politica perché è la casta dei politici, perché vanno eliminati. Guardate, questo secondo me è non chiamerei una filosofia politica, perché filosofia è una parola grossa, ma è un'idea politica bislacca e veramente inaccettabile. Cosa vuol dire l'antipolitica? Vuol dire che c'è l'idea che la politica costi troppo e che quindi bisogna tagliare i costi. Questo è spararsi nelle gambe, perché la politica è l'arte di governare. Se noi non investiamo in politica, vuol dire che non investiamo nell'arte di governare, e questo corrisponde a una delle idee più stupide che è circolato negli ultimi anni, quella per cui uno vale uno. La regola dei 5 Stelle, no? Uno vale uno, per cui chi va in Parlamento non importa, perché siamo tutti uguali. Questa è un'idea assolutamente sbagliata. Nessuno di noi penserebbe di farsi costruire la casa dal primo che passa per strada o farsi curare dal primo che passa per strada. E perché dobbiamo farci governare dal primo che passa per strada? Perché dobbiamo pensare che la politica non sia un mestiere che richiede preparazione? E chi è che dà la preparazione alla politica? Ci può essere una preparazione della politica che si svolga fuori dalla politica e che non implichi costi? No, la politica deve costare, necessariamente costare. Per cui la frana di questo sistema è dovuta proprio alla scelta sciagurata, terzo record mondiale, quantomeno europeo, per cui l'Italia è l'unico paese europeo, insieme alla Svizzera, ma la Svizzera non fa parte dell'Unione, che non finanzia pubblicamente i partiti, non investe sui partiti, dimenticando che sono i partiti il luogo dove si forma la classe dirigente. Non finanziando i partiti, non si finanzia la formazione della classe dirigente. È stato un governo di centrosinistra che, naturalmente inseguendo i programmi degli altri partiti, ha inseguito i 5 Stelle, e il governo Letta ha tolto definitivamente il finanziamento pubblico. Errore clamoroso, perché questo non ha ridotto i costi della politica,
ha semplicemente deviato i flussi finanziari verso il finanziamento dei politici che stanno nelle Camere. Da qui questo problema della loro retribuzione, di tutti i soldi che le Camere richiedono per funzionare. Notate che se questa riforma comporta un risparmio di circa 50 milioni all'anno, negli ultimi 7 anni le due Camere hanno tagliato le proprie spese e hanno prodotto un risparmio di circa 100 milioni all'anno. Silenzio, silenzio, senza grandi cose, senza leggi costituzionali e senza referendum. Tra l'altro, questo referendum costerà, per cui il primo risultato della legge che taglia i costi della politica sarà di aumentare i costi della politica. Dopodiché, se si volevano ottenere dei risparmi, si dovrà pensare dove c'è lo spreco finanziario. Qui sta, secondo me, il grosso problema della rappresentanza. Il Parlamento italiano notoriamente non funziona, e non funziona non perché siano troppi i parlamentari, troppi senatori e troppi i deputati. Non funziona perché forse sono troppi partiti, troppi raggruppamenti politici, e sono tanti anche perché le Camere non applicano il principio di legalità che predicano a noi. Non rispettano i loro regolamenti che metterebbero dei requisiti per costituire un gruppo politico. È lì che si crea il problema. Ogni legge viene discussa per degli anni per il semplice fatto che non si riesce ad avere una maggioranza compatta che la porti in porto. Il Parlamento è sempre diviso. E quindi è lì che bisognerebbe lavorare. La divisione dei parlamentari in tante anime politiche è in parte dovuta al fatto che noi siamo un paese molto frantumato anche socialmente, il che significa che ridurre il numero dei rappresentanti forse non è un gran servizio che si fa alla rappresentanza. Noi non siamo la Germania, non siamo abituati a mangiare tutti quanti wurstel, patate e krauti. Fortunatamente la nostra cucina, dalle Dolomiti dove sono nato alla Sicilia dove passo la gran parte delle mie vacanze, ha alimentazioni diverse, tradizioni diverse, culture diverse, e quindi ha anche un problema di rappresentanza forte. Vogliamo togliere questa rappresentanza del Parlamento? Questo è un problema che va discusso seriamente, ed è una questione in parte di numeri e in parte di scelta dei rappresentanti, che non è un problema da poco, per il semplice fatto che se i nostri rappresentanti sono totalmente slegati dal territorio, questo significa che l'apporto di rappresentanza si perde. Se poi noi riportiamo a un rapporto tra un deputato e 150.000 abitanti, è ben difficile immaginare che quel rapporto tenga in qualche modo. Ma questo non è un modo di fare politica sana. Questo è un modo di fare politica tipico di un paese che crede che i partiti siano realtà televisive fatte di plastica e che non abbiano nessun rapporto con la base. I vecchi partiti di massa sono stati fatti fuori, taglio di finanziamenti. I nuovi partiti si formano e discutono da Bruno Vespa in televisione. Si contano quanti deputati hanno e quanti senatori hanno e si creano così. Ma è questa la politica che crea la rappresentanza. Vedete, io non credo che diminuire il numero dei deputati e senatori sia di per sé un duro colpo alla rappresentatività, che già non c'è, lo diceva giustamente Gaetano, ma sicuramente non è un modo per risolvere il problema. Risolvere il problema implicherebbe forse ripensare la scelta scellerata di togliere il finanziamento pubblico dei partiti, che poteva essere, e questa la legge Letta l'aveva intuito, il modo per imporre ai partiti anche regole di trasparenza. Noi dobbiamo lavorare, se vogliamo riformare la rappresentanza, su come funzionano i partiti e portare anche un minimo di trasparenza democratica nei procedimenti decisionali dei partiti.
se no le rappresentanze. Mi sembra che sia una parola che possiamo anche dimenticare. Interverrò dopo, casomai, quando parlerà Roberto Zaccaria. Bene, grazie intanto. Allora, la parola al professor Roberto Zaccaria. Grazie, io ho qualche piccolo problema di connessione, ho cambiato connessione, spero che le cose vadano meglio. L'importante è che intanto mi sentiate. Allora, siccome immagino che il silenzio voglia dire che mi sentite, allora proseguo. Allora, prima di tutto devo dire che è stato ben ricordato che referendum di questo tipo non sono stati molti in Italia. Uno importante è stato nella riforma del 2001 che riguardava il sistema delle regioni, il titolo quinto. Poi ci sono state due riforme molto impegnative, una diciamo ideata dal centrodestra, diciamo così, potremmo dire Berlusconi, insomma in quella fase, che è passata in Parlamento ma poi è stata diciamo respinta, e la seconda è quella ideata da Renzi Boschi, così va il titolo diciamo corrente, nel 2016 è stata pure respinta. Erano due riforme molto impegnative, investivano molti articoli della Costituzione, in particolare quella del 2016 praticamente investiva oltre una cinquantina di articoli, non posso essere inesatto ma non troppo. Quando è stata praticamente bocciata quella riforma nel 2016, noi delle persone che vi parlano oggi, mi pare che io e Gaetano eravamo per il no, Roberto Bin era per il sì, ma insomma lì, come dire, su queste grandi riforme, grandi di quantità soprattutto, è lecito impostare delle divisioni profonde, perché vuol dire avere un'idea o un'altra, diciamo, di come debba cambiare la Costituzione. Quando nel 2016 è stata bocciata per la seconda volta una grande riforma, come dire, ne è rimasto un elemento basico, cioè l'elemento per il quale non si sarebbe più dovuto intraprendere un percorso basato su una modifica contemporanea di un numero troppo ampio di articoli, e quindi restava l'ipotesi degli interventi più puntuali, cioè l'ipotesi che potrei dire dei piccoli passi, cioè evidentemente fare un piccolo passo significa dal punto di vista diciamo degli esteti rendere il percorso incompleto, ma si disse in qualche modo allora, e secondo me questo oggi è un elemento diciamo di cui dobbiamo tener conto, che il metodo giusto sarebbe stato quello di toccare dei piccoli pezzi alla volta. Naturalmente è chiaro che chi fa la proposta ha un'idea, ma è una sorta di denominatore comune. Diciamo, noi siamo tutti e tre professori di diritto costituzionale. Io credo, a differenza di Gaetano e di Roberto Bin, ho avuto l'avventura a un certo punto della mia esperienza di essere eletto in Parlamento. Non è un'esperienza che sempre per tutti i professori è stata entusiasmante, però per me è stata piuttosto interessante. Ho imparato diverse cose da quell'esperienza in Parlamento. Prima di tutto ho imparato che in tutte le riforme che abbiamo fatto il denominatore comune, diciamo, di quelle che stavamo mettendo all'esame era costituito dalla riduzione del numero dei parlamentari. Questo, qualsiasi visione si avesse di più ampio respiro, cioè si riteneva, e questo vorrei dirlo con molta chiarezza, che qui non è un problema, lo dico con riferimento a quello che ha detto Gaetano e quello che ha detto poi anche Roberto Bin, non è un problema diciamo della motivazione. Noi sappiamo che le leggi e anche le norme costituzionali, quando sono approvate, non hanno una motivazione. La motivazione certo c'è nel dibattito che le accompagna,
Quindi certo io non accetterei mai delle motivazioni del tipo riduciamo i costi della politica, perché io ritengo che a questo livello, come dire, bisogna distinguere tra politica e democrazia, e se i costi della politica possono essere resi più sobri, i costi della democrazia sono un valore portante del nostro sistema. Però quello che io voglio dire è che dopo il 2016 l'unico modo per riprendere un percorso di modifiche costituzionali appariva, sancito dal corpo elettorale dopo 2 referendum andati negativamente, appariva quello dei piccoli passi. Allora, qual è la motivazione di questo intervento? Secondo il mio punto di vista, naturalmente. La motivazione è questa, che nel 48, a parte il fatto che il numero non è mai stato, diciamo, lo stesso, ma insomma, diciamo, nel 48, quando fu disegnato il Parlamento nazionale, Camera e Senato, noi avevamo un sistema di produzione normativa basato essenzialmente sullo Stato. Quindi le leggi si facevano a livello nazionale, si faceva naturalmente ripartite in misura molto considerevole tra governo e Parlamento. Anche il governo ha una rilevantissima capacità di produzione normativa, e voglio dire, se non ci fosse altra dimostrazione, a tutti non sfugge qual è stato il ruolo del governo, sia pure con decreti legge, con conseguenti DPCM collegati a questi, e abbiamo visto che molte regole molto importanti derivavano essenzialmente dal governo. Però governo-Parlamento nel 48. Allora non c'erano né le regioni né il Parlamento europeo. Quindi questo cambia un po' le cose, cioè il sistema di produzione normativa diventa un sistema di normazione multilivello, e naturalmente noi abbiamo oggi circa 900 consiglieri regionali, sono stati poi ridotti, non c'è stato un grande dibattito quando nel nostro paese si è proceduto a una riduzione del numero dei consiglieri regionali. Voglio dire, pareva una cosa abbastanza congrua. Così si è aggiunto anche il Parlamento europeo con l'elezione diretta, e le leggi, le norme oggi vengono prodotte almeno da questi 3 livelli, fermo restando il governo. Quindi in questo sistema più ampio io credo che sia assolutamente ragionevole, perché naturalmente la valutazione è solo una valutazione di ragionevolezza. Rispondo a Gaetano, pur mantenendo le stesse funzioni, di avere degli organismi legislativi più snelli. Ecco, in linea, almeno a me pare di poter dire, con gli altri paesi europei, che voglio dire, poi naturalmente la comparazione è fatta in modi diversi, ma si deve comparare essenzialmente le funzioni delle Camere. E allora, a parità di funzioni, io penso che il numero dei parlamentari che risulteranno dalla riforma non sarà affatto eccezionale rispetto a quello degli altri paesi europei. Anche la Francia mi pare che sostanzialmente stia discutendo in quest'ultimo periodo di una riduzione di Camera e Senato, dell'Assemblea nazionale e del Senato, di circa il 30%, 30-25%, che la porterebbe, guarda caso, ad allinearsi con l'Italia. Insisto, in tutte le riforme costituzionali, se c'è un denominatore comune, è quello della riduzione del numero dei parlamentari, quindi non è così capricciosa. Ecco, allora qui vorrei dire, è logica, perché non c'è bisogno di avere 630 deputati e 315 senatori, diciamo, in un'epoca in cui la produzione normativa è articolata su 3 livelli, almeno. Quindi voglio dire, ci sono interventi che sostanzialmente si esercitano ai diversi livelli. Poi vengo a 2 considerazioni che secondo me sono abbastanza importanti. Questo è stato detto, per la verità qui non siamo, credo, in grande disaccordo, in termini di rappresentanza. A parte il fatto che il nostro sistema costituzionale prevede che, diciamo, fermo restando il numero dei parlamentari, è il Parlamento con legge ordinaria, non con legge costituzionale, a stabilire che tipo di legge adottare. Noi abbiamo avuto leggi diverse attraverso gli anni, le abbiamo modificate anche abbastanza spesso, però è chiaro che se si adottasse una legge di tipo maggioritario,
la rappresentanza, almeno nel modo in cui viene intesa in alcuni interventi che sento in questi giorni, sarebbe abbastanza sacrificata, ma il nostro sistema prevede che si possono fare o leggi maggioritarie o leggi proporzionali, quindi il problema mi pare sostanzialmente rimesso poi a una valutazione del Parlamento. Ma io credo che noi dovremmo riflettere molto non sul numero, ma questo è stato detto anche dai miei colleghi, ma riflettere sulla qualità del modo in cui vengono scelti i parlamentari. Questa naturalmente è una scelta conseguente, ma io sono stato, dicevo, in Parlamento, ma lo dico perché ha completato un po' la mia esperienza con la quale io sono in grado oggi di fare delle valutazioni. Allora, la prima cosa è che io sono stato eletto quando c'era il Mattarellum, quindi un sistema, il collegio nominale, tutta la percezione molto precisa di cosa voglia dire essere scelto dal tuo collegio, che sceglie sostanzialmente di mandare a Roma un candidato piuttosto che un altro, e quindi avendo un rapporto molto stretto col tuo elettorato. Mi pare che nel dibattito di questi giorni sfugga a molti che la legge elettorale, quella attuale ma anche quella precedente, prevede delle liste bloccate. Io quando fui eletto a Milano mi trovai a vincere un collegio che era stato prima di Bossi. E quindi per me fu un elemento molto interessante e molto motivante andare in Parlamento con quelle caratteristiche, e quindi risultai eletto. Quando fu modificata la legge, fu introdotta la legge Calderoli, per intendere, praticamente un anno e mezzo dopo, furono introdotte le liste bloccate. Volete sapere, io che ero stato eletto direttamente, quindi anche recentemente, quando si trattò di fare le liste mi misero al 12° posto nella mia circoscrizione, e quindi io fui eletto per un miracolo, ma come 12° posto, cioè non dipendeva da me, dipendeva dal partito che aveva fatto queste graduatorie. Vediamo anche un altro profilo non trascurabile. I nostri parlamentari nel 95% dei casi, votano seguendo un'indicazione che gli viene fatta dal segretario d'aula, facendo o così, o così, o così. Cioè, praticamente, quindi è un direttore d'orchestra, il segretario d'aula, che dice come devono votare i parlamentari di quel gruppo politico, e questo avviene sempre, in tutti i gruppi. Questo è il rito parlamentare. Allora, ditemi voi se cambia molto, se a seguire questo meccanismo, diciamo, di comportamento sono 630 o sono 400. Cioè, io credo realmente che il problema di fondo non sia il numero, e quindi per questo non ritengo né una trappola, né una riforma cretina, né una riforma disgustosa. Sono testualmente le cose che hanno detto Gaetano e Roberto. Io penso semplicemente che sia un piccolo passo, non molto rilevante. Per questo io credo che le distinzioni che noi stiamo adottando, adesso non tanto nel dibattito di oggi, ma quello che leggo sui giornali, quello che vedo in televisione, cioè segniamo una divaricazione più forte di quello che sia necessario. Tutti noi, almeno qui mi pare abbastanza, abbiamo la consapevolezza che il problema non è quello di ridurre i costi della democrazia, perché quello è un valore, è sostanzialmente di asciugare il Parlamento, Camera e Senato, mantenendo le funzioni, e questo non mi pare che sia possibile. Del resto nessuno si meraviglia del fatto che il Senato già oggi con 315 senatori faccia sostanzialmente le stesse cose che fa la Camera, che ne ha 630, quindi vuol dire che qualcosa si può prevedere. Poi voglio dire, il rapporto di un eletto su 150.000 diciamo abitanti, se si fa il calcolo sugli elettori il rapporto scende, oppure 1 su 300.000, non mi pare assolutamente infondato. Io ho letto i dati dell'Istituto Cattaneo rilasciati in questi giorni, e le comparazioni sono nel senso che stiamo viaggiando in linea europea. Quindi tutto sommato non credo che sia diciamo una riforma che può essere bocciata con un giudizio così perentorio. Certo,
Se si vota sì, e questo devo dirlo onestamente, probabilmente lentamente riprende un percorso di riforme costituzionali. Se si vota no, c'è il rischio, poi magari naturalmente non succederà, ma il rischio che si possa fermare di nuovo tutto per me è piuttosto forte. Certo, fermare tutto non vale il discorso, perché se si modifica la Costituzione con la maggioranza dei 2/3 non c'è bisogno di referendum e quindi si può andare avanti ugualmente. Però in questo momento, secondo me, diciamo, non facciamo tanto rumore per nulla. Ecco, secondo me rischiamo, se noi accediamo a questa impostazione, di fare tanto rumore per nulla. Bene, adesso io invito tutti quelli che stanno seguendo questo dibattito a formulare delle domande. Aspettiamo un attimo, se no le formuliamo o iniziamo con le risposte tra di voi. Purtroppo 0 domande. Beh, siamo in 3, quindi voglio dire, possiamo abbondantemente Sì. dialogare tra noi. Sì, ma io volevo fare una domanda. Sì, come la rappresentanza, come si può rivendicare la rappresentanza quando con le nuove leggi, con la legge attuale, c'è il fenomeno dei paracadutati, cioè di gente che non ha nessun rapporto col territorio e che viene, diciamo, fatta eleggere in aree e dopo non si vedono più. Cioè sono persone che non conoscono il territorio, che vengono nominate, che vengono segnalate dai partiti e che così uccidono la rappresentanza, perché la rappresentanza quantomeno presuppone che si conosca il territorio. Cioè, visto che avete accennato un po' tutti a questo problema della rappresentanza, e per me sì, è importante la relazione che c'è tra legge elettorale e rappresentanza in Parlamento. L'avete solo accennata, ma quale dovrebbe essere o come dovrebbe essere secondo voi una legge elettorale compatibile con questa riduzione? Può rispondere chiunque. È bene che lei faccia il semaforo, perché sennò parliamo in coro. Allora sì, torniamo al professor Azzariti. Torniamo al professor Azzariti. Va bene, se mi dai il via libera parlo. Dunque, per rispondere alla sua domanda, vorrei intanto farle notare questo, che noi stiamo parlando, dovremmo parlare anzi, di una riforma costituzionale e giustamente, non è un rimprovero ma una considerazione, e giustamente lei non mi chiede una cosa sulla riduzione dei nuovi parlamentari, perché diceva Zaccaria, poi fra un attimo forse tornerò, tanto rumore per nulla, appunto un nulla, non parliamo del nulla. Parliamo di cose più serie, per esempio la legge elettorale, che certamente è una questione seria politicamente e forse anche costituzionalmente. Qui sì che potremmo dire sono tanti anni che la politica, ma anche tra gli studiosi, ci si confronta su quali modelli elettorali sono i migliori, per semplificare, maggioritario o proporzionale, ma poi non è che una banalizzazione di un discorso molto più complicato. Appunto di questo dovremmo discutere, e quando io dicevo questa è una riforma che ci distrae dai problemi reali, mi porta a rispondere in questo modo alla sua domanda. Tant'è vero che parliamo della riduzione, diciamo che questa dovrà comportare alcune modifiche, tra cui la legge elettorale, che è importante, ma ricordo una legge ordinaria, quindi bisogna stare molto attenti, perché oggi ne discutiamo e mi sembra che l'attuale maggioranza sta discutendo, ma poi cambierà la maggioranza. Probabilmente cambierà la maggioranza e è prevedibile, vista, come dire, le oscillazioni dell'attuale sistema elettorale, ogni maggioranza si fa la sua legge elettorale, che cambierà anche la legge elettorale. Però quello che voglio dire, discutiamo della riduzione dei nuovi parlamentari e qualcuno in questi giorni per fortuna finalmente lo ha notato. Proporzionale, maggioritario, grandi discussioni, importanti discussioni, però nessuno, almeno fino a ieri, ha messo in discussione il sistema delle liste bloccate, perché lì, e questa è la risposta alla sua domanda, e questo è in qualche modo il nucleo, certo,
come si distribuiscono i seggi è importante saperlo, è fondamentale, non sarò io a sottovalutarlo, ma certamente è anche importante se si garantisce o meno, o che tipo di garanzie dai all'elettore di scegliere il suo rappresentante. Non lo dico io, l'ha detto la Corte Costituzionale quando ha bocciato 2 volte le leggi elettorali vigenti, e ha detto semplicemente questo: ma almeno un minimo, neppure un massimo, un minimo di scelta all'elettore la devi pretendere. Ora io faccio notare questo, poi magari parliamo anche della legge elettorale attualmente in discussione, chissà che fine farà, perché chissà che fine farà. Però c'è una continuità ed un peggioramento. Voglio dire, questa legge in discussione secondo me è meno peggio della vigente legge, ma però su questo profilo è peggio. Rispetto alla legge vigente, l'attuale legge in discussione amplia, estende, rende universale il principio delle liste bloccate. Voi sapete che l'attuale legge elettorale vigente perlomeno distingue leggi piccole, le liste bloccate, e una parte di uninominale. Non è che funziona granché, però una parte di uninominale c'è. Ora si elimina la parte di uninominale e si estende, ampliando peraltro il blocco della lista, il numero degli elettori. La Corte Costituzionale ha detto che invece devono essere riconoscibili. Io non so francamente fino a che punto possono essere riconoscibili liste medie, se non lunghe. Bene, però in qualche modo ufficializza, universalizza il principio di liste bloccate. Io credo che questo sia un riflesso, non so se naturale o malizioso, cioè non so se consapevole o addirittura inconsapevole dei partiti politici, perché su tutto sono disposti a cedere o a parlare o a discutere, ma non del controllo sulle liste. Io credo e vorrei tanto che in Italia si parlasse, anziché dalla riduzione dei numeri parlamentari, si parlasse intanto di legge elettorale, perché io ho parlato solo del profilo, perché lei così questo mi ha chiesto del blocco delle candidature, ma anche che tipo di proporzionale o di maggioritario dobbiamo discutere, è un altro bell'argomento da affrontare. Vorrei che discutessimo di questo, e vorrei che discutessimo di come si scelgono. Roberto Bin diceva giustamente prima la selezione della classe politica all'interno dei partiti politici, e quello è un problema ex ante, prima delle elezioni, ma anche ex post, cioè nel momento delle elezioni, come si scelgono i nostri rappresentanti. E guardate che qui ci sono sistemi diversi, molto interessanti. La preferenza, noi siamo passati a un sistema diverso perché le preferenze hanno creato un sacco di problemi, no, sarò io ancora qui, o nessuno di noi credo a negarlo, però certamente il sistema di liste bloccate è il peggiore. Io dico anche la mia, poi magari l'ho detta in altre sedi, come si dice. Io penso che il collegio uninominale dovrebbe essere esteso e generalizzato, ma insomma, appunto, perché perlomeno è un buon equilibrio tra la responsabilità del Parlamento, che in quel collegio decide se mettere, non dico Zaccaria o Bin, che sarebbero 2 ottime scelte, ma Zaccaria, Bin o non mi fate, o chi è molto peggio di loro, e si assume questa responsabilità, e l'elettore però poi sceglierà tra Zaccaria, Bin e il peggiore dei peggiori. Se poi dovesse scegliere il peggiore dei peggiori, bene, c'è una responsabilità e una scelta dell'elettore che non possiamo negare. Però questo con la riforma costituzionale non ha nulla a che fare, e vorrei, visto che ci sono solo 2 parole, dialogare con i miei amici, sì, Roberto, per dire a Roberto Zaccaria, sì, certo, sono anch'io convinto, ma credo che siamo qui convinti, non è il tracollo del sistema. Tu dici, Roberto, insomma, perché votare no ad una riforma che in fondo è così minimale? Io ti rispondo dal mio punto di vista, ovviamente, perché non sono disposta a sostenere il nulla. Io non sono disposta a sostenere la superficialità del sistema. Io come tutti noi che siamo costituzionalisti consapevoli, insomma, in qualche modo non possiamo accettare la riduzione al nulla di riforme costituzionali. È una piccola riforma, sì, ma la vera domanda è una buona riforma? Se chi pensa che sia una buona riforma, bene, votasse sì, io non mi scandalizzo e continuerò a dialogare simpaticamente con chiunque voterà sì. Però se dovesse ritenere che questa non è una buona riforma, forse non disastrosa, forse insomma, un po' peggiorativa, o forse, come dicevo all'inizio, indeterminata, non possiamo sapere quello che succederà perché nessuno ci dà le garanzie sulle riforme successive, allora questo è un buon motivo per non votare, cioè per non votare o per votare no.
Ma insomma, per non votare sì, ecco. E a Roberto, se posso permettermi una battuta sul fatto che io condivido la crisi dei partiti, ne abbiamo parlato credo entrambi, anch'io prima. Tu hai sottolineato, ma forse solo per esemplificare, che c'è un problema di finanziamento pubblico dei partiti, e va bene. Vorrei ampliare, come si dice, il discorso e ricordare a me stesso e a tutti noi che purtroppo il problema non è soltanto del finanziamento pubblico dei partiti, perché i partiti, e forse questo è un effetto, gli si è tolto il finanziamento perché erano già fragili, e uso un eufemismo, una bontà per dire fragili, e allora il problema vero è, il problema che sta dietro anche il finanziamento è: dobbiamo trovare degli strumenti che ci permettono, ricito ancora la nostra Costituzione, a tutti noi di partecipare e concorrere alla politica nazionale. E questo è il problema. Cioè, se diamo soldi, adesso ti provoco me stesso, se diamo soldi a questi partiti, non avremmo risolto la crisi dei partiti. Diamo soldi ai partiti, ripeto, sono d'accordo, ma diamo soldi e lavoriamo per partiti, non altri partiti, magari anche questi stessi, ma che facciano il loro ruolo costituzionale. Ecco, questo mi fermo qua, grazie. Deve dare la parola a uno di loro due, se no non parlano. Sì, vediamo, sempre nell'ordine che abbiamo stabilito, il professor Bin, se vuole sì, sono dare una risposta preoccupato, d'accordo con Gaetano, non mi capita quasi mai, però anche l'orologio guasta, notoriamente, un paio di volte segna l'ora esatta. 2 volte. Non preoccuparsi, Roberto, se siamo d'accordo allora ha ragione l'altro Roberto, guarda, il problema della democrazia dei partiti è il problema dei problemi, ed è un problema che riguarda l'attuazione della Costituzione, a quanto pare, in una lettura un po' moderna dell'articolo 49. Concorrere con metodo democratico, come dire che concorrere attraverso i partiti alla politica nazionale è un nostro diritto. È un sistema che non ci consente di esercitare questo diritto, nega il nostro diritto. Quello che dicevo, finanziamo i partiti, significava anche leghiamo i soldi a regole, perché secondo me non ci può essere un partito che non rispetti le regole. Voglio fare un esempio. Negli Stati Uniti le primarie sono regolate da leggi dello Stato, degli Stati membri, e questi Stati membri, direttamente o indirettamente, prendono gli statuti dei partiti e li mettono in legge. Nello Stato di New York c'è un review fisso. La disciplina dei democratici per le primarie è legge dello Stato, il che significa che un giudice sindaca della disapplicazione di quella norma, non il collegio dei probiviri. Allora, per esempio, il PD ha in statuto l'obbligo di fare primarie. Quello dovrebbe essere una regola giuridicamente esigibile. E questo sarebbe un modo per mettere qualche chiarezza in questo oscuro totale che è la cucina, dove si cucinano le pietanze che poi vengono servite nella grande sala illuminata del Parlamento. Quello secondo me è una cosa importante, fondamentale. Cosa c'entra con questa riforma? Naturalmente nulla, perché io ho sentito Roberto Zaccaria, ma ieri sera ho sentito Valerio Nida dire questa cosa. Ho letto di Ceccanti, Fusaro, è uno slogan che va molto tra coloro che sostengono il sì, tutte persone rispettabilissime, per cui ci ho riflettuto su questa cosa, che questo è un passo d'inizio. Vedete, un passo d'inizio verso dove? Qual è la musica? Che cosa si sta ballando? Qual è il secondo passo? Dove si sta andando? Qual è il resto del programma delle riforme? Il fatto di muovere le pedine è deleterio se uno non c'è uno schema di gioco. Cosa vuol dire? Non si faranno più riforme in Italia. Pazienza. Se non si sa quali riforme si vogliono fare, meglio stare fermi. Secondo me, per le stesse cose che lo diceva Roberto Zaccaria, il passo necessario era e resta la riforma del Senato.
cioè portare il Senato a rappresentare i territori, perché è vero che non siamo più nella situazione degli anni 40-50, perché adesso ci sono i legislatori regionali e il legislatore europeo. Potremmo aprire una lunga discussione su questo, ma la legislazione regionale, come tutti sanno, è profondamente in crisi. Le leggi regionali contano poco niente ormai, per cui la grossa legislazione la fa comunque il Parlamento, e la fa senza sentire il parere, l'opinione dei soggetti che attueranno quelle leggi, che sono le regioni. Questo è l'unico obiettivo serio di una riforma costituzionale, a mio modo di vedere. Rispetto a questo obiettivo, togliere un po' di deputati e senatori non saranno uno sfacelo, ma non significa nulla, per quello dicevo che è una riforma stupida. Non so dove vada. E se c'è qualche progetto dietro a questa riforma, vorrei che mi fosse gentilmente comunicato, avendo diritto come cittadino di sapere qual è il resto della danza, che cosa si sta ballando. Questa idea che si faccia un passo perché inizi un progetto di riforma, ma non sapere quale sarà il progetto di riforma mi preoccupa, anche perché siamo di fronte a delle realtà preoccupanti. Ricordiamoci che questa riforma è stata creata da un governo in cui c'era un ministro, Fraccaro, che aveva il Ministero dei rapporti col Parlamento e la democrazia diretta, che è un ossimoro. La democrazia diretta è qualcosa che non c'entra niente con il Parlamento. E per la prima volta nella storia d'Italia il governo ha etichettato questo ministero senza portafoglio come Ministero dei rapporti col Parlamento e democrazia diretta. E quel ministro ha curato questa riforma e l'altra riforma che per fortuna si è arenata, che era quella della democrazia diretta, del referendum approvativo delle leggi, che era, quella sì, un colpo definitivo alla democrazia. E tutto questo sta in una cultura che è una cultura contro la rappresentanza, è quella della piattaforma Rousseau e quella della famiglia Casaleggio, che resteranno nella storia del pensiero politico a livello di Hobbes, Locke, Rousseau e la famiglia Casaleggio. Siamo impazziti in questo paese. Si può accettare che si faccia un passo di una danza che non si sa quale sia e che poi ha come scrittura della musica questa gente? Questo mi allarma. Sicuramente avere un po' di deputati e senatori in meno non sarà la grandissima cosa. Creerà dei problemi, qualche problema di rivedere tutta quanta la regolamentazione interna delle Camere. Ben venga una riscrittura dei regolamenti interni delle Camere, ma non vorrei che la riduzione dei deputati e senatori fosse l'unico oggetto di questa riscrittura, mentre altri dovrebbero essere i problemi, le misure per rendere efficace il lavoro parlamentare. Prima delle misure, fondamentale delle misure, è il totale rispetto delle regole, cosa che il Parlamento ha dimenticato che cosa significhi. E la Corte Costituzionale nicchia e non accetta di occuparsi. Ma noi abbiamo un Parlamento totalmente allo sbando, primo, non perché ci sono troppi deputati e senatori, ma perché non rispetta le sue regole. Il che lo trovo, come cittadino, sottoposto rispetto alle leggi, inaccettabile. Questi sarebbero interessanti temi per una riforma. Poco mi importa del numero. Poi diceva Roberto Zaccaria, tutte le riforme proposte in passato avevano la riduzione del numero di deputati e di senatori. Sì, ma era dentro un quadro di riforma che aveva un senso. A me non piaceva quasi nessuna del senso che si voleva dare. Però di per sé il taglio lineare mi pare una cosa, lo ripeto, stupida. Stupida nel senso che non ha un senso compiuto. Non si sa verso dove vada. Chi manovra la macchina ha un'idea, e a me quella idea proprio non piace. Vedi l'uno vale uno, la piattaforma Rousseau e la famiglia Casaleggio. Zaccaria, lei ha 5 minuti, dopo mi pare che deve andare via. Sì, vabbè, diceva 7 meno un quarto. Sì, ma d'accordo, non credo di avere bisogno di più di 5 minuti, grazie mille.
Vabbè, mi pare che sostanzialmente, insomma, io ho usato l'espressione tanto rumore per nulla, che è stata ripresa da Gaetano. Io voglio dire, non che questa riforma sia nulla, ma volevo usare una metafora per far capire che tutto sommato mi pare che anche il dibattito tra di noi lo abbia dimostrato. Insomma, tra chi voterà sì e voterà no, almeno dal mio punto di vista, non è detto sempre che ci debba essere un mare in mezzo o un fiume gigantesco, ci può essere anche una distanza non troppo rilevante, l'importante è chiarirsi alcune cose. Io volevo dire due cose rapidamente sulla domanda che lei ha fatto, Presidente, con riferimento alla rappresentanza, ai paracadutati. Io l'avevo, è un punto che avevo toccato, così misurandolo sulla mia esperienza, e da questo punto di vista io sono totalmente convinto che nel sistema attuale delle leggi elettorali, quindi parliamo di leggi ordinarie ovviamente, ma se noi interroghiamo molti cittadini che hanno votato nella loro regione, potranno dirci qual è il loro sindaco, potranno dirci qualcosa dei rappresentanti a livello nazionale tipo governo, ma nessuno sa con esattezza quali sono i parlamentari che vengono eletti nel collegio, perché questo si sa a malapena sotto elezioni, e poi queste cose passano in secondo piano. Allora, il primo tipo di considerazione che mi pare che ci veda d'accordo è: io credo, sono fermamente convinto di quello che ha detto Gaetano, ma che credo che Roberto Bin sia d'accordo. Uno dei punti nevralgici del sistema elettorale, e quindi che tocca il sistema della rappresentanza, è quello delle liste bloccate. Cioè noi dovremmo, diciamo, dopo il referendum, qualunque sia il risultato, veramente formare un movimento contro le liste bloccate. Cioè, certo, se passasse un sistema uninominale il problema non si porrebbe, ovviamente, ma siccome si parla molto di sistema proporzionale, io credo che se fosse reinserito per accordo unanime e sotterraneo tra i partiti, o ancora un sistema, diciamo, di liste bloccate, io credo che, insomma, noi dovremmo responsabilmente dar vita a un movimento contrario nel paese, perché questo è, come dire, è l'espropriazione veramente di un diritto fondamentale del cittadino elettore, cioè nel senso, allora, naturalmente questo io lo metterei proprio al centro. Un paio di considerazioni su quello che ha detto Bin e quello che ha detto, vi chiamo per cognome così non abbiamo l'equivoco dei Roberti, che ha detto Azzariti. Cioè, io credo effettivamente che questo metodo che io ho definito, ma insomma non solo io, dei piccoli passi, lascia dei problemi, perché naturalmente uno vorrebbe dire sì, d'accordo, io approvo il primo passo, però vorrei sapere in che direzione si sta camminando. Devo dire che l'altro giorno avrete visto anche voi il collega Enzo Cheli, che diciamo fa parte della scuola fiorentina, cioè come dire in qualche modo è oggi il riferimento più significativo della scuola fiorentina, dei costituzionalisti, ha sostenuto che il passo successivo dovrebbe essere quello di rafforzare i poteri del Parlamento in seduta comune, cioè nel senso che noi praticamente abbiamo molte attività che vengono ripetute Camera e Senato, per tutte, per esempio più clamoroso è quello della doppia fiducia, che naturalmente pone dei problemi quando le leggi elettorali determinano equilibri diversi in Camera e Senato. E praticamente Enzo Cheli, che naturalmente ragiona in termini di, diciamo, di strada verso il monocameralismo, tenderebbe a lavorare sulle funzioni accentuando un ruolo di un organo che è presente nella Costituzione, ma le cui funzioni potrebbero, certo con modifica costituzionale, essere rinforzate,
e potrebbe essere una strada verso il monocameralismo. È un'idea, lo dico perché un'altra idea, è quello che mi pare che piaccia di più a Roberto Bin, è quello di lavorare su un rafforzamento, diciamo, di un Senato di derivazione regionale, cioè nel senso inserire a livello nazionale le istanze delle regioni che effettivamente pongono dei problemi e naturalmente tutta una serie di funzioni collegate al titolo quinto sarebbero certamente meglio calibrate se ci fosse questa caratteristica del Senato. Questa è ovviamente una strada diversa, però io credo che ancora questo passaggio successivo possa essere lasciato impregiudicato pur dicendo questo primo sì a questa riduzione del numero che, insisto, non è capricciosa ma è in linea con le rappresentanze europee. Dopodiché il passo successivo dipenderà anche dalle maggioranze che si formano, perché naturalmente lo ha accennato con riferimento alla legge elettorale Gaetano prima. Naturalmente le riforme costituzionali partono dal Parlamento, non è che partono dal popolo, e quindi partendo dal Parlamento io sono anch'io d'accordo con Bin che l'aver rinunciato a certi strumenti di democrazia diretta sia un valore, ma infatti è un valore che deriva, passando per un attimo agli equilibri politici, proprio dagli accordi di maggioranza che presiedono a questo governo. Quindi alcune riforme sono state messe da parte, quindi ne è rimasta una che secondo me si può adottare. Dopodiché i passi successivi saranno in direzione di un'accentuazione del monocameralismo, strada indicata da Cheli, oppure si potrebbe in qualche modo pensare ad una differenziazione collegata ad un maggior radicamento a livello regionale, e questo naturalmente ad esempio nella riforma, nella cosiddetta bozza Violante che fu fatta durante la 15ª legislatura, anche lì io ero presente, lavorammo su questo, il Senato risultava più ancorato alle realtà regionali. Ecco, quindi io vorrei dire, non ci sono delle riserve mentali, d'altra parte non ci possono essere, come la motivazione, diciamo, del risparmio della tazzina del caffè è risibile e quindi la possiamo agevolmente mettere da parte, così il secondo passo, secondo me, è totalmente libero, perché il primo è un passo abbastanza neutrale, cioè nel senso che potrebbe favorire semplicemente una maggiore efficienza del Parlamento. Io vi devo salutare tra 3 minuti, però insomma i 3 minuti ancora rimango collegato, poi mi stacco e saluto tutti quelli che ci hanno seguito. Va bene, intanto la ringrazio professore e arrivederci. Beh, penso che sì, le varie opinioni sono state ben esposte, molto chiaramente, e quindi abbiamo fatto come associazione un buon servizio utilizzando questo valido e qualificato contributo di voi professori di diritto costituzionale. Io vi ringrazio e vi invito, se avete, dando il professor Azzariti per il prossimo anno è già invitato, che non è mai venuto, ma anche gli altri, vero, che sono già stati e hanno visto come funziona il tutto, se vi trovate a passare, fate un salto. Noi facciamo sempre a fine maggio, l'ultima settimana di maggio, raramente in giugno, il Festival della Costituzione, che ha riscosso un notevole successo anche tra gli studiosi del diritto costituzionale e di diritto, perché abbiamo chiamato il presidente della Corte Costituzionale in pensione, abbiamo chiamato insegnanti di diritto costituzionale, quindi siamo abbastanza seguiti in zona e anche fuori dalla regione, dalla piccola regione Friuli Venezia Giulia. Non mi rimane che ringraziarvi, professor Azzariti, noi ci vedremo a maggio e con voi spero di incontrarvi in altre occasioni. Grazie e arrivederci. Arrivederci. Grazie di tutto.